Agrigento in piazzetta Purgatorio nell'ambito della rassegna letteraria Autori in Girgenti organizzata dal SIL Sicilia, il Sindacato Italiano Librai e dalla libreria Il Mercante di Libri di Agrigento è stato ospite il regista agrigentino Michele Guardì, che ha presentato il suo romanzo Femmineggia, edito da PM. Oggi è il secondo appuntamento della rassegna Autori in Girgenti Estate 2018. Dopo il appuntamento che abbiamo avuto con Alberto Todaro e il suo Celas, oggi viene Michele Guardì, il famoso autore e regista televisivo, che 9 mesi fa aveva scritto ed è uscito questo libro Femmineggia, ma che ancora non l'aveva presentato qui ad Agrigento, quindi noi l'abbiamo invitato a presentarlo in questa cornice, questa specie di cavea naturale che è la piazza Purgatorio nell'ambito di Autori in Girgenti. Il secondo appuntamento, gli appuntamenti saranno 8 e quindi oggi è uno di quelli più importanti. Parleremo con Michele di questo libro e non solo. Ci sarò io, ci sarà il professore Ensalessi, ci saranno le letture di Maria Giuseppina Terrasi. Il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo, il 19 di luglio, con Cristian Bartolomeo alle 15. È un ragazzo molto conosciuto qui da noi, vive in Calabria e verrà appositamente per presentare questo suo libro proprio qui da noi. E poi ce ne saranno altri fino ai primi giorni di agosto. Mano a mano dopo noi li pubblicizzeremo. Questi incontri in via Atenea si stanno rivelando una cosa importante perché smuovono un centro storico. Tanta gente che magari altrove aveva delle difficoltà a venire, qui invece viene con piacere, ma c'è di più, ritrova anche la sua memoria, i suoi valori. Questi incontri in via Atenea hanno visto già la presenza di Alberto Todaro, vedono la presenza di Michele Guardì, la prossima di Cristian Bartolomeo, ma poi Gian Giuseppe Morici il 26, Mariuccia Lamanna e poi Giuseppe Graceffa. Sono degli incontri che comunque, grazie alla presentazione dei libri, svolgono varie tematiche e che consentono di conoscere autori. Per quanto riguarda Michele Guardì, lo conosciamo tutti, ma come autore è la prima volta e quindi sarà una bella sorpresa. Ma scrivere è una cosa unica, o per la televisione o per un libro o per una commedia musicale. A me piace più che scrivere raccontare. Io non mi considero uno scrittore, mi considero un raccontatore. Ho raccontato cose che avevo per la testa, cose che ho raccolto nella memoria perché sono cose che ho vissuto quando ero a Casteltermine, facevo il piccolo avvocato, e altre cose che ho ricordato di quando ero studente. La stessa cosa sto facendo per il nuovo libro che sto scrivendo. Raccontare nella mia famiglia è una piccola tradizione. Mio nonno faceva questo nel cortile di casa, alla fine dell'Ottocento, metà 920 così, raccontava storie ai vicini, non c'era neanche la luce elettrica all'epoca, e se accendeva il lume lui raccontava. Tuttora al mio paese sono racconti che ha inventato mio nonno, quindi c'è questa tradizione, la memoria, ricordare cose che non vanno perdute, per questo io scrivo.